monelli, di scommesse e di bordelli. Buon pomeriggio amici, questa è Calcio Parlando, la puntata di questo sabato 24 maggio 2014, finale di Champions League, occhi puntati su Lisbona, questa sera il derby spagnolo, il derby di Madrid. Per essere anche più precisi ci sarà Real Atletico come conclusione, come epilogo della manifestazione che insomma ha visto due formazioni andare a rappresentare per la prima volta un derby cittadino in una finale di Champions. Il Real di Ancelotti, vecchia conoscenza ovviamente del calcio italiano, non solo perché evidentemente è italiano, ma ha vinto la Champions con il Milan, una vecchia conoscenza allo stesso modo è Diego Pablo Simeone, il Cholo, che guiderà l'Atletico Madrid ovviamente dalla panchina questa sera. Per la finale si gioca a Lisbona, quindi poi molti hanno presentata anche bene questa partita, una location anche comoda per chi vorrà raggiungere la capitale portoghese, qualcosa come 75.000 tifosi che si stanno muovendo in massa verso il Portogallo, ovviamente dalla Spagna, ma non solo, perché abbiamo raccolto anche le cronache di questi giorni. Ovviamente parleremo di questa finale tra Real e Atletico. È terminata, sapete, settimana scorsa anche la nostra stagione per quanto riguarda il campionato. Ovviamente adesso impazzeranno le varie sirene di mercato, ci sono gli allenatori che creano un gran movimento, anche se poi si è andati verso la conferma di molti per quanto riguarda le panchine, e poi nei giorni che ci separano dal mondiale anche il calciomercato a tenere banco. Intanto potete chiamarci, ricordiamo anche il numero per intervenire, 0266203529, per quanto riguarda invece di SMS 346 6427 756. Puntata di Calcio Parlando del sabato. Oggi andiamo allora con quelli che sono i temi di attualità pallonara. Lo facciamo naturalmente insieme a Daniele Amadasi, che è collegato con noi. Ciao Daniele. Ciao Adriano, a te e ai nostri radioascoltatori, quindi buon sabato 24 maggio, è una giornata quasi festiva, puntata numero 381 di Calcio Parlando, e giustamente la copertina va a Lisbona perché questa sera alle 20:45 allo stadio La Luce si gioca la finalissima della Champions League, derby madrileno, Real contro Atletico Madrid, Real per la decima, mentre l'Atletico Madrid gioca per un'incredibile doppietta dopo aver vinto già il campionato spagnolo. A favore del pronostico a Real, pensando che a livello di bookmakers la vittoria delle merengue si è data 1,90, quelle dei coach Honores invece a 3,80, sempre per quello che riguarda entro 90 minuti di gioco. Il pareggio invece viene quotato a 3,40. Vedremo se Cristiano Ronaldo riuscirà a realizzare anche magari la 14ª rete in Champions League, considerando che ha già battuto un incredibile record. Dall'altra parte, verosimilmente l'Atletico Madrid non dovrebbe recuperare Diego Costa, se ne sono dette fatte di cotte di crude, si è parlato anche di placente di cavallo, cioè si sono toccati delle cose magari abbastanza strane, più da stregoneria, proprio per rivedere in campo l'attaccante dell'Atletico Madrid, che difficilmente però sarà schierato fra gli 11 di gara. Una finale, giustamente hai detto te, un palcoscenico, 65.000 spettatori sugli spalti del Daluz, però consideriamo che da Madrid sono volati sulla capitale del Portogallo 120.000 tifosi, quindi ce ne saranno 65.000 dentro lo stadio, 55.000 fuori, per cui ci sarà anche da gestire eventualmente qualche cosa a livello di ordine pubblico. È un derby, hai detto giustamente bene te Adriano, per la prima volta nella storia di Champions League, però possiamo dire che in piccolo è anche un derby che verrà vissuto dalle tifoserie del Milan, che tiferanno a Real Madrid per la presenza di Ancelotti sulla panchina appunto dei Blancos, e viceversa sulla panchina Atletico Madrid c'è un Simeone, per cui possiamo prevedere più tifosi nero-azzurri. Sì, poi tra l'altro c'è anche questa chiave di lettura che tra l'altro andremo a vedere tra poco con i giornali, le prime pagine. I milanisti in un certo qual modo
tifano Real perché Ancelotti è ovviamente l'allenatore dei Blancos, ex milanista, che peraltro col Milan la Champions l'ha vinta 2 volte. Però in caso di sconfitta del Real Madrid questa sera è già ventilata l'ipotesi di un Ancelotti di ritorno al Milan. Ovviamente sono ancora possibilità suggestive, ovviamente, e cercheremo di capire anche quella che può essere l'eredità di Clarence Seedorf sulla panchina rossonera, però non si scarta niente, soprattutto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, e dopo andremo a vedere, andremo a fare luce anche naturalmente su questo. Capiremo se questa sera ci sarà Diego Costa nell'Atletico Madrid, che 6 giorni fa sembrava quasi certo di non dovercela fare. È stata una settimana in cui si è tentato il recupero per lui, gran protagonista di questo Atletico Madrid, che peraltro appunto ha fatto fuori il Milan negli ottavi di finale. Nel Real Madrid invece è dubbio, diciamo, è meno pressante di quello che riguarda invece Simeone per Diego Costa, e cioè Benzema. Ecco, Benzema è molto più no che sì per quello che riguarda questa sera. Dovrebbe comunque essere in panchina anche per Pepe del Real Madrid. Diciamo che, Daniele, è una finale più equilibrata di quella che 14 anni fa, nel 2000, vide proprio il derby spagnolo con Real e Valencia. Finì 3-0 per il Real a Parigi, Atletico che peraltro ovviamente è reduce dalla vittoria nella Liga, e non è poco. Sì, una finale molto più equilibrata di quello che l'abbiamo detto prima, diciamo, riguardano un po' anche soprattutto direi a livello psicologico, perché Real Madrid ha tutto da perdere, soprattutto c'è questa storica eventuale vittoria della 10ª, cioè della 10ª Coppa dei Campioni o Champions League, che dir si voglia. Questo a livello psicologico potrà pesare, perché in caso di mancata vittoria sarà quasi un mezzo fallimento, considerando che Real ultimamente ha anche tirato indietro, ha tirato letteralmente una mano in campionato, perché è una Liga che poteva anche vedere la vittoria di Real, però adesso porta a casa soltanto la Coppa di Spagna, seppure ci sia una valenza incredibile fra la differenza della Coppa del Re spagnola e la coppetta, passatemi il termine, Coppa Italia che si gioca da noi. Viceversa, l'Atletico Madrid ha tutto da guadagnare, perché viene da una stagione straordinaria. Dopo aver venduto il centravanti principe Falcao per 60 milioni di euro, ha costruito una squadra e soprattutto è andato a recuperare tanti giocatori che erano scarti di altre formazioni. Facciamo 2 nomi su tutti che giocavano alla Juventus, Thiago Mendes e l'altro Diego, per cui è un Atletico Madrid che quest'anno ha coronato già un incredibile trionfo, che è la vittoria della Liga. Per la 10ª volta l'Atletico Madrid si è proclamato campione di Spagna, e vincendo una finale derby contro il Real Madrid, togliendo la 10ª, sarebbe veramente qualcosa di incredibile. Quindi secondo me proprio il fattore psicologico va a ribaltare una situazione, considerando che però l'Atletico Madrid nell'ultima gara che ha deciso il campionato ha giocato senza Ardo Turan, ha giocato senza Diego Costa, perdeva 1-0, in casa del Barcellona è riuscito a recuperare e portare a casa il campionato. Per cui secondo me l'Atletico Madrid questa sera se la giocherà, e soprattutto la sua voglia di vincere potrebbe essere anche superiore alla paura di perdere del Real Madrid. E vedremo naturalmente, perché tra l'altro parliamo di una squadra, Atletico, che è imbattuta in questa Champions. Atletico ha fatto 16 punti nella fase a gironi, gruppo G, con 5 vittorie e un solo pareggio, che nello specifico è stato quello di San Pietroburgo contro lo Zenit di Spalletti. Un Atletico che, come detto, negli ottavi di finale ha eliminato il Milan vincendo qui a San Siro per 1-0, travolgendo poi i rossoneri 4-1 nel match di ritorno. Atletico che si è misurato nei quarti di finale con un altro derby, quindi già abbastanza pratico, di sfide tutte spagnole, la squadra di Simeone, con Barcellona 1-1 nell'andata, poi vittoria 1-0 al Calderón, e nella semifinale contro il Chelsea di Mourinho, dopo lo 0-0 casalingo che sembrava far pendere il pronostico dalla parte dei londinesi, c'è stato ancor più dopo lo svantaggio del ritorno per 1-0
nel primo tempo il tris calato per l'Atletico di Simeone a Stamford Bridge, quindi questo è il cammino di Diego Simeone, che ricordiamo poi è una vecchia conoscenza del calcio italiano, ma anche da allenatore ha avuto modo di confrontarsi col nostro palcoscenico, perché ha allenato il Catania. Per quanto riguarda il Real Madrid, la formazione di Carlo Ancelotti, uno che ovviamente è piuttosto pratico per quanto riguarda la Champions, un Real che allo stesso modo ha chiuso con 16 punti il gruppo nella fase gironi, il gruppo B, con 5 vittorie appunto, un pareggio. Real che era inserito nel girone della Juve proprio a Torino, l'unica non vittoria del Real fu un 2-2 contro la Juventus, il Real che negli ottavi di finale ha travolto lo Schalke 0-4 vincendo 6-1 l'andata in trasferta e 3-1 il ritorno in casa, poi prendendosi la rivincita sul Borussia Dortmund, che l'anno scorso aveva fatta fuori 3-0 nell'andata e ha limitato i danni insomma al ritorno, perdendo solo 2-0, evitando i tempi supplementari. Col Bayern Monaco non c'è stata partita, soprattutto al ritorno, dove la squadra di Guardiola è stata seppellita da un 4-0 dopo che già nel primo round il Real di Ancelotti aveva vinto di misura appunto 1-0, però insomma c'è stata questo exploit nel match di ritorno e il Real Madrid davvero in carrozza approdato a questa finale, per cui una Champions che celebra il calcio spagnolo questa sera, e vedremo in questo Real Atletico, che potrebbe essere considerata sfida agli antipodi per quel che riguarda la storia delle due formazioni, o quasi, anche se l'Atletico Madrid una Coppa dei Campioni ce l'ha in bacheca, quello che può e potrà scaturirne. Dunque Ancelotti contro Simeone, la sfida dei due allenatori, due ex centrocampisti tra l'altro, entrambi, e quello che potranno dire i contenuti della finale di questa sera. Un Real Atletico Madrid che dunque spalanca le porte e sullo spettacolo, auguriamocelo, e soprattutto accende i riflettori sul Dalus di Lisbona. Andiamo però sul nostro campionato, o meglio quello che rappresenta le scorie della nostra stagione, dopo che domenica scorsa si è chiuso tutto con l'ultima giornata. Adesso ovviamente c'è tutta una serie di tasselli per quanto riguarda gli allenatori che devono andare al proprio posto. Daniele, si va verso una conferma in blocco di tecnici, allenatori che sono destinati a lasciare le loro squadre se vedono pochi. Parliamo di esempi come quello di Guidolin all'Udinese, ma in settimana ovviamente c'è stata tutta una sequela di conferme, da Mihajlovic alla Sampdoria, Mandorlini a Verona, Corini al Chievo, lo stesso Mazzari, ma su questo non c'erano dubbi, all'Inter. Ecco, al di là di quello che riguarda Guidolin e ovviamente la situazione molto particolare del Milan con Seedorf, pochi gli stravolgimenti. Sì, direi che verosimilmente, guardando le prime 10 del campionato, dovrebbero cambiare soltanto due panchine. Quella del Milan, Seedorf andrà via. Penso che non ci siano possibilità di prendere allenatori come Ancelotti a prescindere dalla finale di Champions League, o come Spalletti, perché il Milan di fatto non ha soldi per fare mercato, lo diciamo senza problemi. L'esonero di Seedorf costerà alla società 10 milioni di euro, e quindi vuol dire in 2 anni, quindi sono 5 milioni di euro, però sono soldi importanti che vengono tolti dal mercato, in considerazione poi che il Milan quest'anno dovrà riprendere tanti giocatori che aveva dato in prestito, e gli stipendi non sono bassi, e soprattutto poi magari la vendita di questi calciatori è resa difficoltosa. Uno su tutti, Alessandro Matri, che ritorna dal prestito dalla Fiorentina. Poi l'altra panchina che è cambiata, diciamo così, è quella dell'Udinese, perché Guidolin dopo tanti anni ha deciso di passare alla scrivania, quindi farà il dirigente, diciamo così, proprio supervisore tecnico di tutte le squadre che sono in possesso della famiglia Porto, quindi l'Udinese in Serie A, il Granada nella massima serie spagnola, e poi il Watford per quello che riguarda la Serie B inglese. Vedremo adesso chi arriverà a Udine. Si vociferà
in pole position abbiamo Del Neri, quindi potrebbe essere un recupero. In casa rossonera, considerando diciamo così il discorso di spending review, direi che a oggi rimane come strafavorito Filippo Inzaghi. Logicamente il Milan dovrà ripartire da zero, cercando di non bruciare questo allenatore, considerando che negli ultimi anni tanti diciamo così esordienti hanno fatto malissimo, Ferrara alla Juventus, Stramaccioni all'Inter, poi abbiamo avuto anche l'esempio del Genoa, che aveva promosso un nuovo allenatore che è stato esonerato prestissimo nelle prime giornate di quest'anno, Gattuso a Palermo, per cui tante situazioni di panchine, soprattutto un mercato adriano che riparte di base con la scelta delle guide tecniche, poi con la scelta dei nuovi direttori sportivi, poi avremo tutte le questioni con proprietà e poi apriremo veramente le porte al calciomercato e quindi eventuali colpi. Da notare però che per adesso abbiamo Conte che rimane ancora un altro anno a livello di contratto, quindi fino a giugno 2015 sulla panchina Juventus, lo stesso discorso per Mazzarri all'Inter, lo stesso discorso per Mihajlovic alla Sampdoria, per cui dovendo fare un po' di gossip potremmo dire che probabilmente Mihajlovic ha deciso di rimanere un anno alla Sampdoria sperando poi di accasarsi o alla Juventus o all'Inter. Secondo me ha più possibilità di accasarsi sulla panchina dell'Inter. Mazzarri difficilmente arriverà rinnovato il contratto perché la spaccatura si è dimostrata anche nell'ultima assurda conferenza stampa in cui questo allenatore è andato a esaltare un quinto posto quando di fatto è stato probabilmente l'obiettivo minimo, e soprattutto anche vedendo quello che sta succedendo in casa Juventus con un Conte che per adesso mantiene il contratto fino al 2015, però in autunno potrebbe arrivare poi quel famoso rinnovo triennale fino al 2018. Allenatori che dicevamo al Milan come prima esperienza hanno fallito, tra questi c'è da annoverare anche Leonardo che nonostante un terzo posto poi venne mandato via dopo una sola stagione. Proprio al Milan si ricollega il discorso di questa settimana riconducibile alla spaccatura tra Seedorf e una parte dello spogliatoio, anche lo scontro si è arrivati insomma alle mani tra Amelia e Daniele Bonera lunedì nel corso, anzi a margine della presentazione di Casa Milan nella nuova sede rossonera appena inaugurata, peraltro indice di quello che è comunque un epilogo, una conclusione certamente non idilliaca della storia tra Seedorf e la società Milan, che insomma sono destinati a separarsi. Si chiude male in ogni caso la parentesi di un allenatore che inizialmente era stato preso per fare anche la prossima stagione. Il contratto insomma poi parla chiaro rispetto a quando Seedorf è approdato sulla panchina del Milan lo scorso gennaio al posto di Allegri. Sì, è una situazione particolare. L'allenatore del Genoa logicamente era Liverani, scusa, prima non mi era ricordato il nome di un altro allenatore di fatto che era approdato senza avere fatto, diciamo così, una prescuola e quindi era fallito. La situazione del Milan è particolarissima. L'errore secondo me è stato quello comunque di ricorrere alla scelta di Seedorf, logicamente mettendo a giocare a calcio. Seedorf ha accettato la proposta del Milan, però firmando contratto di 2 anni e mezzo. Il Milan, mandando via Allegri, doveva prendere quantomeno un traghettatore e poi ripartire da zero. La scelta di Seedorf è stata una scelta sbagliata, voluta dal presidente Berlusconi. Galliani ha dovuto, diciamo così, mandare giù questo boccone amaro e adesso bisogna trovare un allenatore. Il Milan in questo momento non è una squadra appetibile, è un po' la situazione che ha vissuto la Juventus dopo un sesto, un settimo posto, quando di fatto è andato a prendere un allenatore come Conte, un allenatore juventino attaccato a questa squadra, ma soprattutto un allenatore che aveva fatto la gavetta, cosa che Seedorf non ha fatto, ed è l'errore che poi aveva fatto l'Inter con Stramaccioni. Il Milan potrà avere un vantaggio l'anno prossimo di non fare le Coppe Europee, un vantaggio che ha sfruttato benissimo la Juventus 3 anni fa e la Roma quest'anno, sfruttato male dall'Inter. Il Milan dovrà farlo come? Probabilmente ripartendo magari da alcune scelte importanti, come quello di confermare come alcuni giocatori come De Sciglio, giusto per ripuntare qualcuno che è cresciuto nel settore giovanile, promuovere in prima squadra Cristante, farlo giocare, rimettere in assetto forma totale gente come
e Shaarawy, magari cercando di ripartire da Bate e da un gruppo diciamo di italiani, confermando logicamente il centrocampista e poi magari pensando una volta su tutte per capire se Balotelli fa o meno la differenza, perché avere un giocatore che mi fa 14-15 gol all'anno, riceve 6-7 giornate di squalifica, per queste reti che ha fatto metà sono su calcio di rigore, direi che magari al gioco del Milan non serve Balotelli, soprattutto perché non è un attaccante centrale, spesso e volentieri lui va sull'esterno. Il Milan avrebbe più bisogno magari della presenza fissa di un Pazzini o di un altro centravanti che possa far salire la squadra, come magari poteva all'inizio si pensava che avesse potuto fare Matri. È un Milan che deve ripartire da zero con l'obiettivo quantomeno l'anno prossimo di fare bene, però con un programma pluriennale, soprattutto dando tempo all'allenatore che verrà, perché almeno consideriamo che l'allenatore del Milan dovrebbe essere comunicato settimana all'altra, dovrebbe essere in Inzaghi non ha esperienza, quindi dovrà avere dei dirigenti, qualcuno che lo aiuta, perché sennò si va incontro a un altro fallimento. Direi che questa è un po' la situazione particolare di casa rossonera, e basta vedere anche Adriano le ultime decisioni di mercato. Il Milan di fatto non è andato a riscattare né Rami né Taarabt a livello economico, perché Rami costava 7 milioni di euro, però il giorno dopo non aveva riscattato il difensore centrale, sono andati a Valencia e hanno detto ti offriamo 3,5. E difficilmente Valencia da un giorno all'altro fa lo sconto del 50%. Questo proprio per far capire le problematiche di cassa rossonera, e una cessione eccellente dovrà essere fatta. Vedremo se sarà sacrificato De Sciglio a cifre elevatissime, oppure secondo me se verrà decisa, e potrebbe essere una decisione, scusate il gioco di parole saggia, quella di vendere Balotelli e ripartire veramente da zero. Questi sono gli intrecci naturalmente del mercato per quanto riguarda poi i giocatori. Intanto Daniele, salutandoti, l'appuntamento con te è per lunedì prossimo, ore 21, con Calcio Parlando, come al solito l'apertura della nostra settimana. Saremo al giorno 26 di maggio, quindi con l'inizio dei mondiali più vicino, e anche ovviamente una finale di Champions League da commentare per quello che si sarà visto questa sera. Sì, direi che di fatto lunedì sera andiamo a chiudere un po' la stagione 2013-2014 con l'assegnazione della Champions League, e poi apriremo la lunga pagina dedicata a calciomercato. Vivremo però poi gli ultimi verdetti del campionato di Serie B e inizieremo anche un po' a presentare i mondiali, soprattutto magari anche l'analisi dei vari gironi, degli 8 gironi, delle 32 squadre che giocheranno, e poi soprattutto direi andando a entrare un po' nel dettaglio di quei 4 gironi che risultano essere un po' i cosiddetti gironi di ferro, perché ci saranno già dopo la prima fase direi quantomeno 4 escluse abbastanza importanti, però ci sarà tempo perché ricordiamo che i mondiali inizieranno il 12 di giugno. Sì, dunque una Serie B che è giunta tra l'altro ai suoi ultimi 180 minuti tra stasera, domani e poi venerdì sera. Vedremo tutto prima dei playoff. Grazie Daniele Amadasi. Dunque andiamo avanti con la rassegna stampa che ci porta a focalizzare l'attenzione sulla finale dei Champions. Questa sera Real Madrid Atletico, il derby dei giganti. La finale ore 20:45, Real Atletico a Lisbona. Questo dice la Gazzetta dello Sport. Ancelotti contro Simeone, Madrid si gioca la Champions, Ronaldo ok, Benzema no, Diego Costa titolare. Qui però ovviamente anche leggendo quello che si dice all'interno capiamo che la conferma, la presenza più che altro di Diego Costa non è così scontata, quindi vedremo se partirà dalla panchina lui che è stato il trascinatore dell'Atletico fino a questo momento. La nazionale poi, Cassano promosso, sfida Rossi destro, Ranocchia è dura, Milan, Galliani fa rotta su Emery, allenatore del Siviglia, per il dopo Seedorf. Juve, Drogba ha detto sì, il nodo all'ingaggio, e tu l'alternativa. Toir guarda oltre l'Inter, Serie A al top, ecco come, quindi da la Gazzetta dello Sport che presenta con grande risalto la finale. Andiamo al Corriere dello Sport che invece punta sul mercato, il mercato che si muove. Mascherano verso il Napoli, De Laurentiis tratto con il Barça, Nilton visite mediche per l'Inter, restano dei dubbi, l'obiettivo è Mikel. Pereira vicino alla Juve, incontro con l'Udinese, c'è l'intesa. Benatia addio alla Roma, ma il club chiede 30 milioni. In taglio alto, Real Atletico, l'Euro Derby, Champions mai vista, Ancelotti contro Simeone, ore 20:45.
Ancora calciomercato, David Luiz al Paris Saint-Germain, 50 milioni, i grandi colpi arrivano quindi dall'estero, lascia il Chelsea, ritrova Thiago Silva, Parigi avrà la coppia centrale del Brasile. Attacchi mondiali, Argentina da paura, Sabella schiera 3 gol, l'Italia solo 74%, schiera 116 gol, scusate, Italia solo 74. Questo è anche la contabilità di quello che potrà essere l'attacco, in questo senso paragonando l'Argentina all'Italia nel premondiale, nella marcia di avvicinamento a Brasile 2014. Chiudiamo con Tutto Sport. Drogba l'uomo giusto, Mancini sponsorizza l'ivoriano che sta trattando con la Juve. È uno splendido acquisto per la Champions. Marotta offre un anno di contratto, il bomber chiede un biennale. In taglio alto, Toro pieno di verde, parla Ventura, arriveranno tanti under 22, Immobile ha un'offerta pazzesca. E poi promessa finale per Ancelotti, sto a Madrid, ore 20:45 la Champions, ancora Emery in pole per il Milan, il tecnico del Siviglia favorito per il dopo Seedorf, prima di rinnovare aspetta Galliani, panchina rossonera, dunque area di svolta. Paris Saint-Germain, altri 60 milioni, preso David Luiz. Benatia, shock Roma, valuto offerte. E poi ancora per il Cagliari spunta il rivale di Obama. Questo è anche legato alla vicenda dell'acquisizione del Cagliari per quel che riguarda la prossima stagione. È una società che resta certamente in bilico. Così come abbiamo detto già lunedì scorso, facendo il punto della situazione, in bilico resta anche il verdetto su chi parteciperà all'Europa League per il prossimo anno riguardo le squadre italiane. C'è un Parma che il sesto posto se l'è guadagnato sul campo, abbiamo detto dopo questo finale incredibile dell'ultima giornata, Fiorentina-Torino con il rigore sbagliato da Cerci all'ultimo minuto, ma per mercoledì prossimo, mercoledì 28 maggio, è attesa la decisione legata a questa licenza UEFA che per il Parma manca. C'è stato ovviamente il ricorso, bisognerà attendere questo ultimo grado per capire chi delle due, tra Parma e Torino, riuscirà a prendere questo ultimo posto per l'Europa League. Se il Parma dovrà mettere da parte il sogno europeo dopo questo finale assurdo, finale incredibile di campionato al Cardiopalma, oppure sarà il Toro di Ventura a poterne beneficiare. In ogni caso è una questione che poi coinvolgerà la squadra, che sia Parma o che sia Torino, fra 2 mesi, perché il 31 luglio e il 7 agosto si scende già in campo per il turno preliminare di questa Europa League. Dunque costringe ad aumentare le fatiche nel precampionato, l'inizio della prossima Europa League, il turno preliminare, e vedremo, ne ha parlato anche Ventura appunto in un'intervista di oggi. Ventura al terzo anno sulla panchina del Toro, l'ha portato in Serie A prendendolo dalla cadetteria, vincendo il campionato nel 2012, e poi appunto queste 2 stagioni in cui i Granata sono arrivati lì per giocarsela ai vertici della zona europea. Tecnicamente è stato settimo posto quest'anno per il Toro, vedremo se la classifica, anzi sicuramente sul campo è stato settimo posto. Poi per una questione di licenza UEFA potrebbe comunque essere Europa League nella prossima stagione, Europa League che ricordiamo ha visto vincere il Siviglia sul Benfica. Da qui le voci di cui abbiamo dato conto con Emery, allenatore degli spagnoli, in orbita Milan. È una corsa multipla per la panchina dei rossoneri. Abbiamo dato anche altre ipotesi, certamente alcune verosimili, altre meno, per quel che riguarda la panchina. Confermato ovviamente l'allenatore dell'Inter Mazzarri, confermato Conti. Tutta questa è una batteria di allenatori che resteranno sulla panchina delle rispettive squadre. Prima ovviamente abbiamo
dato meno rilevanza al fatto che Conte sia stato confermato, perché la notizia ve l'abbiamo già data in presa diretta lunedì sera nel corso di Calcio Parlando, e certamente si lega a doppio filo anche la permanenza di Mihajlovic alla Sampdoria. Mihajlovic aspettava eventualmente una chiamata della Juve nel caso in cui Conte non fosse stato confermato, e di conseguenza con un Conte che rimane alla Juve per la sua quarta stagione ci sarà la mancanza di questo effetto domino per un Mihajlovic che invece rimane alla guida della Samp. Mercoledì mattina invece conferenza stampa di Mazzarri, che ha annunciato la sua permanenza all'Inter, ma questo era davvero una formalità. Mazzarri che ha fatto il punto, il bilancio poi della stagione in cui l'Inter ha ritrovato un posto in Europa League, il quinto posto dietro alla Fiorentina, in questa Inter che adesso ha già posto qualche base per ripartire, qualche base per il futuro. Ha preso Vidic, tra l'altro Mazzarri indicato Luis Gustavo come non obiettivo ma modello di giocatore a cui ispirarsi. Luis Gustavo gioca nel Wolfsburg e insomma Mazzarri ha chiesto una tipologia di giocatore del genere. Dalla rassegna stampa dei quotidiani sportivi andiamo su quello che è l'home page di calcioparlando.com, il sito che ovviamente ci riguarda più da vicino i contenuti web. Partiamo con la Serie B, Empoli che può fare festa, doppio spareggio tra playoff e coda nella presentazione della penultima giornata di Serie B. Tra oggi si gioca Novara-Varese e domani invece poi ancora la finale di Champions, questa sera Real Atletico, il derby, e poi ancora la Lega Pro con il programma del prossimo weekend. Soprattutto parliamo di playoff, semifinali di ritorno, tra l'altro con Sud Tirol Cremonese, Pro Vercelli che invece gioca in casa e vuole il passaggio, vuole l'approdo in finale contro il Savona. Tutto questo domani, con i verdetti che poi si completeranno nelle successive due domeniche. Ma torniamo all'Inter naturalmente con un Mazzarri che abbiamo detto ha parlato mercoledì, chiudendo di fatto poi la stagione interista dopo questo quinto posto. Ci sono stati gli addii, come abbiamo detto, come sapete, di Milito Samuel, Zanetti e Cambiasso, un poker di saluti che vanno certamente nel segno di un triplete, i ricordi dell'Inter che è stata nel 2010 e che via via sta perdendo i propri protagonisti, e ne parliamo oggi in trasmissione con chi insomma l'Inter la vive molto da vicino, sicuramente un riferimento anche per parlare di cose nerazzurre. Andrea Bosio, ciao Andrea. Ciao Adriano, ciao, un saluto a tutti gli amici radioascoltatori, ma soprattutto uno che l'ama veramente l'Inter, sì. Penso di essere, sì. E quindi è veramente una grande passione che ha accompagnato un po' tutta la mia vita, sicuramente. Certo, l'Inter attuale è, a questo punto possiamo tracciare un mini bilancio in buone mani dopo questi mesi di Eric Thohir, ti chiedo da presidente, e soprattutto adesso che al di là di quello che potrebbe e può essere stato veramente l'apporto di giocatori che simbolo dell'Inter lo sono stati. Chiaro che Milito e Zanetti questa stagione e lo stesso Samuel, se vogliamo, l'hanno vissuta un po' ai margini, però questo esodo dopo i 4 AD può anche far così scaturire una lettura differente di quelle che sono le prospettive dell'Inter. Insomma, in che mani è l'Inter di adesso? Ma allora, partiamo da un presupposto fondamentale, Adriano, nel dire che appunto insomma, è finita un'epoca molto molto importante e significativa, ma sotto tanti punti di vista. Ma non mi sto riferendo agli argentini, mi sto riferendo a Moratti.
nel senso che è evidente che qualsiasi presidente fosse arrivato dopo Moratti avrebbe comunque segnato una svolta epocale. In quel momento, dopo la cessione dell'Inter da parte proprio del presidente, di Massimo Moratti, è chiaro che il tifoso interista avrebbe, diciamo così, magari preferito da un certo punto di vista il classico sceicco o i vari presidenti come hanno in questo momento il Manchester City, il Paris Saint-Germain, queste squadre che hanno grande liquidità e grande capacità di spesa. Poi dopo hanno problemi col fair play finanziario con l'UEFA, ma quello è un altro ragionamento. Touir mi sembra una persona con i piedi per terra, una persona molto seria, pragmatica, che si è diciamo calato bene fin da subito con la nuova realtà, per lui assolutamente sconosciuta, ed è riuscito effettivamente pian pianino a far entrare nella mentalità dei grandi numeri, del tifoso interista, comunque l'idea che innanzitutto bisogna fare le cose molto seriamente, e allora ha operato anche delle scelte importanti a livello di organigramma societario e ancora ne farà. Ma poi ha fatto entrare definitivamente in testa che il rispetto del bilancio va comunque perseguito. Questo non vuol dire, ribadisco, che l'Inter sarà ferma al palo, ma sarà una società, a mio modo di vedere, molto attiva sul mercato, però con un equilibrio e con una certa, diciamo così, serietà e capacità manageriale, professionale nei vari settori, nei vari rami della società. C'è anche un mercato in questo senso, oltre a quello dei calciatori, e insomma queste cose mi fanno ben pensare per il futuro. Oltretutto penso di essere anche uno dei pochi, o comunque di far parte di una minoranza in questo momento, che trova comunque giusta la conferma di Mazzarri, nel senso che secondo me Mazzarri quest'anno è ingiudicabile sotto un certo punto di vista, perché è stato un anno talmente difficile in virtù anche proprio del cambio storico societario, e comunque nonostante questo l'obiettivo minimo l'ha portato a casa, a differenza magari di altre realtà dove l'anno prossimo dovranno solo guardare le coppe europee, e l'Inter comunque è riuscita ad arrivare a questo traguardo, nonostante appunto tutte le difficoltà del caso. Quindi difficoltà, cambio societario. A questo punto prendo anche il discorso degli argentini, perché era evidente a tutti ormai che un'epoca importante, un capitolo enorme dell'Inter stava andando ad esaurimento. Di conseguenza cambia il presidente, le colonne della grande Inter del triplete e non solo cominciavano ad essere messe ai margini, quindi c'erano anche degli equilibri di spogliatoio particolari. Insomma, questo allenatore obiettivamente si è trovato con una serie di patate bollenti non facili da gestire. Ha commesso sicuramente degli errori, ha sbagliato in tante circostanze, però mi sembra di poter dire che insomma un altro anno se lo sia assolutamente guadagnato. Sì, è un Mazzarri che può certamente ripartire con un anno di rodaggio, diciamo. Lui ha spesso parlato di raccolta dati, questo termine che ha utilizzato anche poi mercoledì un paio di volte nella conferenza stampa. Diciamo Inter che ha, se vogliamo, perso alcune certezze, possiamo anche riferirci a un... Ecco, scusa Adriano, sì. Perdonami solo una cosa, piccola precisazione proprio anche sul discorso di Mazzarri. Ricordiamoci che stiamo parlando non di un allenatore che è arrivato giù da Marte e questo qui è il suo primo anno di professionismo, ma stiamo comunque parlando di un allenatore che dovunque è andato ha sempre portato a casa degli ottimi risultati, da Reggio Calabria, Genova, Napoli, insomma, ha sempre fatto quello che doveva fare, l'ha sempre fatto, anzi ha fatto anche di più in alcuni casi. Vi ricorderete tutti la mitica salvezza con la Regina, quindi insomma è un allenatore che, cioè, non stiamo parlando dell'allenatore appunto che arriva dalle giovanili o che arriva magari da un'altra realtà o da altre situazioni. Lui ha un certo tipo di livello, quindi stiamo parlando comunque sempre di Serie A, anche se su livelli diversi. Ha fatto veramente, ma veramente bene in passato, quindi direi che, considerando il suo passato e considerando tutte le difficoltà oggettive con cui ha dovuto lavorare in questa stagione,
insomma, io penso che un altro anno se lo sia assolutamente guadagnato. Scusa della parentesi, che volevo chiarire meglio il mio concetto. Ci mancherebbe, no, però si riparte come a questo punto forse senza Guarin, uno di quelli che poteva essere considerata una certezza per ripartire. È chiaro che è stato un anno turbolento anche sotto questo punto di vista, perché gennaio ce lo ricordiamo, quello che poteva essere e non è stato. C'è da dire una cosa, che qua dobbiamo ritornare al mio primo ragionamento di inizio telefonata: bisogna guardare anche il bilancio. Di conseguenza è vero che vanno via tanti giocatori, ma la maggior parte dei giocatori, che anche tu stesso poc'anzi hai citato, non danno reddito all'Inter, non danno comunque la possibilità di incassare. Di conseguenza, se si vogliono fare determinate scelte anche a livello tattico, e di cui Mazzarri ha anche parlato in questi ultimi giorni, è chiaro che qualcuno diciamo così, con un cartellino significativo, con un cartellino che si può pesare, insomma è inevitabile che lo devi fare. Di conseguenza Guarin è uno di quelli che ti possono permettere di incassare e di poter poi indirizzarti su qualche strada magari più consona delle tue idee tattiche, o comunque per la squadra del futuro. Certo, un Inter che riparte dunque da una serie di linee guida. Tra l'altro, ecco, Mazzarri ha fatto il nome, però ovviamente ricordando che è un esempio, un modello di giocatore, quello di Luis Gustavo, insomma, il giocatore centrocampista del Wolfsburg, e insomma, vuole una tipologia di giocatore del genere. Quando abbiamo sentito parlare di questo giocatore, certo magari non proprio un top player, insomma, abbiamo pensato, ma questa Inter non punta così in alto anche a livello di ambizioni, se Mazzarri considera Luis Gustavo un giocatore inarrivabile, però ecco, certamente andrà fatta molta chiarezza anche in sede di campagna acquisti in questo senso. Ma guarda, io penso una cosa, che in assoluto la chiarezza più importante sia quella che ci dovrà essere, c'è già stata se vogliamo, ma secondo me c'è bisogno ancora di qualche colloquio fatto bene tra Mazzarri e la dirigenza. Allora i patti devono essere assolutamente chiari tra le parti. Dopodiché, dopo questa chiarezza fatta tra queste parti, che sono comunque chiaramente troppo importanti per il proseguo della stagione, si dovranno far uscire anche a livello mediatico delle frasi giuste, appropriate, perché è ovvio che se comunque la squadra verrà rinforzata, ma verrà rinforzata in una visione magari futura, come lo stesso Tir comunque ha detto anche oggi, ho detto ieri e poi riportato oggi dai giornali, cioè l'obiettivo è quello comunque di arrivare ad essere, ha fatto capire insomma, di arrivare ad essere veramente un top club europeo tra 2 o 3 anni, quindi il prossimo anno è inevitabile che sarà ancora un anno di crescita, però l'importante è che questo il tifoso lo sappia, perché se poi a Mazzarri dà a disposizione dei buoni giocatori ma di prospettiva, gli chiedi di vincere subito campionato, Europa League e Coppa Italia, è chiaro che c'è della dissonanza, le cose non vanno bene e fai lavorare ancora male Mazzarri. Allora i patti devono essere chiari: cosa si vuole da Mazzarri e dalla squadra per il prossimo anno? Si vuole la crescita, si vuole il mettere delle fondamenta importanti per il futuro, avere le media di 26,5, 26 anni,5 come ha detto Toir, bene, ma i patti devono essere così. A quel punto poi dopo Mazzarri, se anche il prossimo anno arriva terzo, quarto, quinto, così va bene, nel senso è questo che deve fare, non possiamo poi chiedergli cose pazzesche. Allora è importante che sia quello, che ci sia quell'armonia tra le dichiarazioni della dirigenza e del club e chiaramente l'operato, poi che non ci devono essere scuse, perché Mazzarri lo sa che in qualsiasi caso penso che il prossimo sia l'anno forse più importante della sua carriera, nel senso che quest'anno diciamo che chi può analizzare con più serenità e con determinate basi l'andamento dell'Inter gli deve concedere per forza degli attenuanti. Il prossimo anno, se la società lavorerà in una certa direzione, supporterà quindi il suo lavoro, se verranno comunque dati dei giocatori compatibili con l'idea tattica dell'allenatore, l'anno prossimo comunque lui deve fare il massimo, poi il massimo magari sarà al terzo posto, però quello ci deve arrivare e soprattutto deve dare l'impressione che la squadra stia effettivamente crescendo. Quest'anno l'Inter è stata un po' altalenante da questo punto di vista,
fatto salvo tutti gli alibi che abbiamo già detto in precedenza. Però ci sono stati dei momenti in cui sembrava in crescita, poi ha avuto dei tracolli pazzeschi, poi è ritornato ancora in crescita, poi ha avuto ancora dei passaggi a vuoto, non ha mai dato l'idea comunque di un percorso che un trend positivo, ecco, non ha mai dato questa idea all'Inter, troppo altalenante. Però quest'anno abbiamo detto va bene, ci sta, per tutte le cose che abbiamo detto, tutte le variabili, i fattori, ci sta. L'anno prossimo il trend deve essere positivo, cioè l'anno prossimo l'Inter deve partire in un certo modo, dare continuità al gioco, continuità alle prestazioni, continuità alla crescita dei giovani. È questo che bisogna, vedi anche per esempio il caso Kovacic, arriva giustamente con una fama giovane, cioè di ragazzo giovane ma di grande prospettiva. Allora poi a un certo punto ti dava l'idea in alcune partite di essere uno dei migliori giocatori giovani del campionato europeo, di tutta l'Europa, di tutti i campionati in Europa. Poi dopo è sparito, e poi è tornato, e poi ancora era sparito, e poi, questo l'anno prossimo non deve accadere. L'anno prossimo il giocatore, soprattutto giovane, che dovrà garantire all'Inter X anni comunque in continuità di gioco eccetera eccetera, deve dare quel trend positivo di qui sopra. Ecco, questo è quello che soprattutto si deve chiedere secondo me a Mazzarri. L'anno prossimo deve essere veramente l'anno 1, l'inizio, un anno veramente importante, dove tutte le pedine devono essere messe al posto giusto, al momento giusto. Dopodiché a fine mercato vedremo che tipo di mercato è stato operato e se ci sono delle velleità da parte dell'Inter, delle possibilità di arrivare veramente a dei livelli molto alti, quantomeno nel campionato italiano. Se ciò è evidente agli occhi di tutti, sarà evidente agli occhi di tutti che non può accadere, deve comunque riuscire a dare deve fare un certo tipo di percorso alla sua squadra. È questo che secondo me la dirigenza in primis, ma subito troppi tifosi, devono portare avanti. Verami e Vidic in entrata per un Inter a cui oggi si accostava anche il nome di Mattia Destro come ritorno, insomma non sarebbe male, ecco, per ripartire così, anche un giocatore ovviamente molto giovane che l'Inter ha lasciato partire forse frettolosamente. Sì, ricordiamoci che spesso si sente dire al tifoso interista: ecco, cavolo, abbiamo regalato Destro, abbiamo dato via Destro. Ricordiamoci che Destro è andato via perché c'erano delle operazioni di mercato che hanno portato gente come Milito e Thiago Motta all'Inter. Quindi attenzione, nel senso, ricordiamo tutto a 360 gradi del perché Destro è andato via dall'Inter. Detto ciò, è vero che comunque Destro piace, è un giocatore che ai dirigenti e di mercato dell'Inter piacerebbe rivedere con la maglia dell'Inter. Berami è sicuramente un altro giocatore. Vidic, chiaramente è già firmato, ha già acquistato casa, è già dei nostri, non ci sono problemi. Mi sembrano operazioni buone come inizio di una sessione di calciomercato. Però torno a ripetere, quella chiarezza tra dirigenza e allenatore sarà una variabile estremamente importante per insomma, il proseguo felice della stagione. Poi i nomi adesso se ne fanno tanti, ci sono tanti nomi che girano, quindi il periodo è questo. Poi ci saranno i mondiali, dopo il mondiale ci sarà poi la spallata forte decisa per il mercato, perché verranno fuori altri giocatori, altri calciatori da seguire e via dicendo. Quindi adesso siamo ancora a maggio, insomma, siamo proprio agli inizi della sessione, quindi anzi non ancora ufficialmente, però insomma diciamo che i campionati sono finiti e quindi è come se lo fosse. Perciò insomma quello è il concetto. Io in questo momento dei nomi sì, li seguo, ne sento parlare, posso parlare con qualche persona che è all'interno del sistema del mondo Inter, dell'universo Inter, però appunto la cosa importante è l'approccio alla prossima stagione. Io torno a battere su questo tasto perché lo considero il più importante, veramente. Sì, allora prima di congedarti Andrea, ringraziandoti per la disponibilità, questa sera Real Atletico, io credo che non ci siano dubbi su chi farai il tifo, no? Assolutamente sì, sarò un colchoneros, uno del Frente Atletico, e spero veramente che Simeone vinca questa Coppa, vinca questa Champions. Sarà difficilissimo, sarà veramente veramente difficile, ma la speranza è questa, anche perché nonostante so che ci sono molti tifosi interisti che hanno ancora il dente avvelenato con Simeone per via del gol del 5 maggio,
io penso che quella giornata l'abbiamo persa solo noi, quella partita. Simeone non c'entri niente, ma che nella carriera di Simeone contino molto di più i gol realizzati nei derby contro il Milan e tutto quello che ha dato in maglia nerazzurra in termini di passione, sudore, sacrificio, grinta e determinazione negli anni in cui era all'Inter. Quindi è molto più importante questo e bisogna sicuramente, secondo me, ricordarlo in termini positivi, un guerriero come Diego Pablo Simeone. Sì, io credo che avresti tifato in ogni caso la squadra avversaria a Real Madrid, visto l'allenatore Sì. che siede sulla panchina del Real, al di là di Simeone. No, vero? devo dire anche un'altra cosa, quindi l'allenatore della panchina avversaria, Simeone su quella giusta, ma se non ci fossero, se fossero stati anche due allenatori tra virgolette neutri, avrei comunque tifato lo stesso Atletico Madrid, quindi al di là poi della presenza degli allenatori. Sì, prima di Chelsea Atletico invece ti chiedo onestamente per chi tifavi, tra Mourinho Assolutamente, e Simeone. credimi, giuro, tifavo assolutamente Atletico Madrid, Okay. nonostante la presenza di Mourinho. Ecco, invece da questo punto di vista sicuramente amo Mourinho, eccetera, però non faccio parte di quella schiera di interisti che hanno ancora questa sorta di vedovanza nei confronti di Mourinho. Mourinho ha fatto la sua scelta, ha sicuramente fatto cose pazzesche per l'Inter e rimarrà sempre nei nostri cuori, però ricordiamoci anche sempre che nel momento in cui l'Inter aveva raggiunto l'apice, no? E non più di quello non poteva effettivamente ambire negli anni successivi, lui la sera della vittoria della Champions è andato via con la macchina del presidente del Reale, non si è neanche fatto vedere a San Siro per festeggiare, per chiudere comunque una parentesi fantastica e meravigliosa. Quindi ricordiamoci appunto Mourinho, grandioso, fantastico, lo amiamo, lo adoriamo, però ha fatto una scelta professionale e magari in quel periodo non è che è stato molto attento ai colori nerazzurri, ecco, insomma. Certo, anche per le manifestazioni di affetto che ha avuto dopo nei confronti dell'Inter quando allenava, sì, certo, il Real, anche con il Chelsea. Sì. Si è sempre proclamato interista, quindi Ma lui si sa vendere molto bene, perché si è sempre proclamato tifoso del Chelsea, dell'Inter, su quello, ma magari anche sincero da questo punto di vista, però se fosse stato, secondo me, tanto interista, così tanto interista, l'anno dopo il triplete sarebbe ancora rimasto da noi anziché accettare, no, le lusinghe del Real Madrid. Questa è una piccola nota polemica che mi permette di fare, anche se però rimane comunque ovviamente il grande Mourinho e via dicendo, quello ci mancherebbe. Certo. Però ti fatto Atletico Madrid, per Atletico Madrid e Chelsea. E quindi anche questa sera ovviamente sarà un discorso continuativo pro Simeone. Vedremo nei 90 minuti stasera chi la spunterà tra Real e Atletico. Grazie Andrea, allora alla prossima e buon proseguimento. Grazie a voi per l'invito, alla prossima, molto volentieri, un saluto a tutti gli amici radioascoltatori. Ciao Adriano. Ciao, dunque un saluto ad Andrea Bosio, grazie per essere stato con noi. Ci avviamo verso la conclusione, dopo aver parlato a lungo di Inter. C'è una giornata di Serie B da presentare, la 39esima, anzi la 41esima, perché si arriva fino alle 42, per cui in ogni caso penultimo turno, con le partite così diluite tra questa sera Varese-Novara, anzi Novara-Varese si gioca alle ore 18 allo stadio Piola. Domani tutte le altre con Pescara-Modena, poi alle 20:30 Spezia-Bari, Cittadella-Empoli, Brescia-Juve-Stabia, Cesena-Latina, Ternana-Palermo, Avellino-Reggina, Crotone-Trapani e Carpi-Lanciano. L'Empoli potrebbe già essere promosso domani sera facendo compagnia al Palermo in Serie A. Nel caso vincesse, dovesse vincere a Cittadella, tombolato, e contemporaneamente vedere un Cesena impegnato nello scontro diretto con Latina non vincere, quindi andare a +4 sul Cesena, quantomeno un Cesena con cui l'Empoli ha uno svantaggio negli scontri diretti, proprio per questo serve un +4, non basta un +3 come è allo stato attuale. E invece con la Latina c'è un vantaggio negli scontri diretti, per cui è certamente importante che per l'Empoli si giochi questa partita tra i romagnoli e appunto il Latina domani allo stadio Manuzzi, mentre i toscani di mister Sarri non hanno comunque una partita semplice sul campo del Cittadella, una squadra che ha fatto molto bene al di là delle due ultime sconfitte consecutive contro Palermo e Bari, sfida salvezza invece in piena regola quella tra Novara e Varese, e vedremo se appunto
potrà vincere una delle due e animare la corsa per i play-out. Ricordiamo che 2 squadre sono già retrocesse, Juve Stabia e Reggina in Lega Pro. Una potrebbe essere il Padova, anche se la speranza continua a rimanere tale, questo appiglio alla quart'ultima posizione che potrebbe ancora essere concreto per la squadra di Michele Serena, impegnata domani sul campo di Siena. Deve vincerle tutte e due, ovviamente questa è quella contro l'Avellino di venerdì prossimo, però le squadre per i play-out rimangono la quart'ultima e la quint'ultima. Questo è il verdetto che poi andrà a comporre la griglia degli spareggi. Ricordiamo che invece per i play-off si arriverà fino all'8ª posizione, non più fino alla 6ª. Questo è il quadro che poi per la Serie B si completerà venerdì prossimo, con l'ultima giornata, tutte le partite in contemporanea, tutte in notturna alle ore 20:30. Noi intanto ci fermiamo dandovi appuntamento a lunedì ore 21 con Calcio Parlando, sempre sulle frequenze di Radio Padania. Tutte le situazioni Serie B e anche la finale di Champions di stasera da analizzare nel dettaglio, oltre ovviamente al calciomercato. Grazie a tutti intanto per essere rimasti in nostra compagnia. Un saluto in regia anche a Roberto Colombo, un caro saluto da Adriano Ancona. Buon proseguimento su Radio Padania. Avete ascoltato Calcio Parlando.